Tempi difficili anche per la rete stradale provinciale. Dalla Regione le risorse sono in calo e Veneto Strade, ente gestore della quasi totalità delle arterie, deve fare di necessità virtù. Ma nessun dubbio sullo sgombero neve, assicura l'assessore provinciale di riferimento. Ivano Fauro, pur preoccupato per una situazione che non sarà di facile gestione, ricorda che la neve la dobbiamo togliere comunque, altrimenti sarebbe interruzione di pubblico servizio. Conferma il massimo esponente provinciale. La neve verrà tolta dalle strade, ci sarà il sale per evitare appunto il gelo e quindi le strade rimarranno aperte anche se con qualche difficoltà in più. La questione è stata affrontata nell'ultimo incontro con Veneto Strade, ma il tavolo della verità è fissato per il 1° settembre. In quella giornata chiederò a Chisso e Zaia di dirci le loro intenzioni, se arriveranno o meno i soldi, anticipa l'assessore Fauro. Non ci fossero le risorse, se per l'anno in corso si potrà tentare di salvare il salvabile, per il 2012 la situazione non sarà gestibile. Tornando alla neve, dice ancora l'assessore, mi piacerebbe lasciarla a Cortina sperando passi qualche ministro, così capirebbe cosa significa vivere in montagna. Sta di fatto che i costi per la gestione della viabilità invernale sono pesanti. Il comune di Belluno lo scorso anno ha speso 350.000 euro, 2 anni prima più di 600.000 euro per la tanta neve e il freddo. Il sale è aumentato del 30%, insomma tutto concorre a rendere impossibile la gestione, ma nessuno potrebbe far meglio. Se venisse qui un commissario avrebbe già tagliato tutto quello che c'era da tagliare e non si sarebbe attivato per reperire risorse aggiuntive, cosa che invece noi abbiamo fatto in modo che dei tagli che ci sono stati siano assorbiti da parte della società Veneto Strade e quindi della Regione Veneto. Questo un commissario non l'avrebbe fatto e quindi ci saremmo trovati con gravi difficoltà nella viabilità provinciale.